Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Salvatore, scusate ma mi è venuto spontaneo citare Renzo Arbore perché domenica 28 marzo del 1976 cominciava 50 anni fa, questa era la sua sigla, Ruben and the Jets All Night Long, che è un pezzo del 1973, cominciava l'altra domenica. L'altra domenica era questo programma geniale ideato da Renzo Arbore che faceva concorrenza a quello che poi da ottobre sarebbe diventato il programma della rete ammiraglia condotto da Corrado, niente meno che dall'immenso Corrado, e quel programma esiste ancora e si chiama Domenica In. La Rai del 1976 era quella che aveva lottizzato i due canali, quindi la DC aveva Rai 1, o meglio la Rete 1 come si chiamava allora, mentre invece la Rete 2, cioè Rai 2, era socialista, il secondo canale. Poi nel 79 sarebbe arrivata Rai 3 che, come sapete, era comunista, la leggendaria Telecabul di Sandro Curzi. Che cosa vi voglio dire? Mi piace ricordare l'altra domenica perché appunto era un programma che era altro rispetto alla domenica democristiana di Corrado, quella domenica molto in grisaglia, con la cravatta, quella domenica che arrivò a colori, quella domenica anche che finì a suo modo nel caso Moro, perché è andato in onda qualche giorno dopo il rapimento Moro, il 19 di marzo, San Giuseppe, Moro fu rapito il 16 e praticamente il 19 marzo del 78 Corrado iniziò accennando con una certa delicatezza al fatto, disse davanti a quello che stiamo vivendo in questi giorni non dobbiamo dimenticare che i buoni sono tanti e se i buoni si mettono assieme finiranno per prevalere sui cattivi. E l'allora ministro dell'interno Cossiga telefonò a Corrado per ringraziarlo per le parole che aveva usato dopo la strage di Via Fani. Anche Renzo Arbore subì in un certo senso gli anni del terrorismo perché lui stesso raccontò che c'era stato un dibattito in redazione. Se chiamano le Brigate Rosse, che cosa possiamo fare? Perché l'altra domenica fu il primo programma ad avere il gioco a quiz, no? Il famoso numero 3139, dove Renzo Arbore faceva tutta una serie di quiz e si potevano vincere dei premi. E a un certo punto il dibattito fu: se chiamano le BR che cosa dobbiamo fare? E Andrea Barbato, che era allora il direttore del TG2, spiegò a Renzo Arbore e disse: se chiamano tu li mandi in onda e li fai parlare. Fortunatamente questa cosa non successe mai, quindi l'altra domenica chiuse
la sua esperienza nel 1979, dopo essere entrata veramente nella leggenda della televisione italiana, lanciando una serie di talenti tipo la Carlucci, oppure Roberto Benigni che faceva il critico, poi c'era Mario Marenco che faceva l'imitazione di Vittorio Orefice con le sue cronache dal Parlamento. Carmine! Ecco, o il suo amico Carmine. E per fortuna non subirono mai questa cosa. Qualche anno dopo, una ventina d'anni dopo, credo, un ex brigatista rivelò ad Arbore che c'era l'idea di farla questa telefonata per leggere un proclama durante il sequestro Moro. I brigatisti tentarono di chiamare la RAI, ma trovarono occupato. Quindi, come vedete, per qualcuno che ha telefonato prima di Mario Moretti e Soci, l'altra domenica non è stato un programma che ha dato voce ai brigatisti, grazie a Dio, ed è rimasto quell'oasi di leggerezza, di ironia, ma anche diciamo di cultura, perché all'altra domenica si è parlato per la prima volta del punk in Italia, si andava dietro i grandi artisti che riprendevano a fare i concerti alla fine degli anni 70. Vi ricordo che tra il 76 e il 79 in Italia non si è tenuto un concerto che fosse uno, perché come sapete nel febbraio del 76 ci fu quel concerto di come si chiama, di De Gregori a Roma, e spuntò una pistola, e quindi tutti gli artisti smisero di venire in Italia a fare tappa, smisero di venire a fare concerti. Poi dal 79 in avanti, prima De André con la PFM a gennaio, poi pian piano l'estate fu l'estate di Banana Republic, Dalla e De Gregori, le cose si ripresero. Se le cose si sono riprese, credo sia stato merito anche della banda dell'altra domenica, con le invenzioni strampalate di Andy Luotto che diceva buono, no buono, fatto anche un disco Super Andy. Silvia Annicchiarico, grande signora della radio, ingiustamente messa da parte, direi anche con delle motivazioni che io trovo francamente risibili. Insomma, era un gruppo di personaggi, tutti. Michel Pergolani, che è semplicemente un genio, che faceva i servizi da Londra e ancora oggi fa la radio. Insomma, l'altra domenica è stato un programma, l'eccellente Zampa, giornalista, critico di musica del Messaggero. È stata una trasmissione che a suo modo ha inciso sul costume di tutti gli italiani, sui modi di dire, sulle cose che si avvicinavano a un'Italia che pian piano diventava sempre meno provinciale. Poi Arbore ha avuto il merito di dare un ritmo a questa trasmissione, proprio perché lui veniva dalla radio, lui aveva inventato Alto Gradimento, e questo è stato anche quello che ha permesso alle radio libere, tra cui questa qua da cui vi parlo, di cominciare a camminare, di cominciare a cambiare il costume di questo paese. Quindi oggi lo ricordiamo con molto affetto. Sono le 18:30, adesso andiamo in pausa, pubblicità, e poi abbiamo il Qui Parlamento, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, che parla di Croce Rossa e Roma Capitale. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose.
Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Broncofree a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Qui Parlamento. Prima di tutto un sincero ringraziamento ai tanti colleghi che in queste ore ci hanno fatto avere messaggi di cordoglio e di condoglianze, e a nome del gruppo della Lega poniamo le più sentite condoglianze ai figli, alla moglie e a tutta la famiglia di Umberto Bossi, anche perché possiamo vivere in maniera molto presente quel dolore, perché Umberto Bossi per tutti noi è stato come un secondo padre. È l'uomo che ha cambiato le nostre vite, che ci ha regalato un sogno, che ci ha indicato una via. In momenti come questi, nelle commemorazioni, solitamente ci si concentra sugli aspetti umani, caratteriali delle persone che mancano, ma credo che per Umberto Bossi sia necessario fare un'eccezione, perché per noi Umberto Bossi è l'uomo che più di tutti ha cambiato la storia politica di questo Paese negli ultimi 40 anni, ed è un uomo che fino all'ultimo respiro ha dedicato ogni energia alla politica, e per questo il suo ricordo non può prescindere da valutazioni di tipo politico. Molti l'hanno ricordato come un uomo di rottura, un uomo spesso ruvido, a volte sopra le righe, e certamente lo è stato, soprattutto se individuiamo in Bossi, nella sua creatura la Lega Nord, quel momento di cesura tra la prima e la seconda Repubblica. Nella storia italiana c'è un prima Bossi e la Lega e un dopo Bossi e la Lega. Ma Umberto Bossi è stato molto di più. Umberto Bossi è stato un costruttore, Umberto Bossi è stato un visionario, Umberto Bossi è stato un precursore dei tempi spesso non capito. Umberto Bossi è quello che ha portato sulla scena politica, dandogli voce, quelle categorie sociali che nella Prima Repubblica voce non avevano. La Prima Repubblica si basava sul compromesso tra mondo cattolico e sinistra, che si reggeva sull'equilibrio tra gli interessi della grande industria, delle lobby sindacali e degli apparati della burocrazia statale. Umberto Bossi ha portato sulla scena politica artigiani, agricoltori, operai delle piccole aziende, professionisti, partite IVA, commercianti, quegli interessi che si identificavano in categorie sociali, ma che si identificavano anche in un territorio, che è il territorio del Nord. Un gigante economico, un nano politico, così lo ha sempre definito. È così che nasce la Lega Nord, un partito interclassista, un partito territoriale, un partito post-ideologico, né di destra né di sinistra. E Umberto Bossi è riuscito in questa difficile missione, superando molti particolarismi che c'erano sul territorio, unendo la sua creatura, la Lega Lombarda, con la Lega Veneta, il Piemonte Autonomista e le altre formazioni, le altre leghe che erano nate in quegli anni nel Nord. E facendo questo fece qualcosa di straordinariamente rivoluzionario e nuovo, ma allo stesso tempo riprese un filo antico, perché il pensiero federalista e autonomista in questo Paese ha una lunga storia che è precedente alla sua fondazione. Se ne discuteva con Cattaneo prima dell'Unità d'Italia, se ne è discusso dopo, con Salvemini, con D'Osturzo, con l'esperienza delle repubbliche partigiane nel nord Italia occupato dai nazifascisti, con la carta di Chivasso di Chanou e dei federalisti partigiani. Non è un caso che fu proprio un valdostano, Bruno Salvadori, esponente dell'Unione Valdotene, di quella tradizione politica, a indirizzare Bossi sul suo percorso politico. E come sempre, quando in questo Paese si cercano di cambiare le cose, si trovano grandi resistenze. E vedete, noi abbiamo apprezzato il cordoglio, in alcuni casi sincero, ma va ricordato che in altri casi l'abbiamo trovato meno sincero da alcuni personaggi in questi giorni. Perché spesso abbiamo sentito in questi giorni celebrare Bossi non per celebrarlo sinceramente, ma per cercare nuovamente di colpire la sua creatura, la Lega, mettendolo in contrapposizione alla Lega di oggi. E molto spesso chi lo ha celebrato così sono le stesse persone che quando era in auge lo derideva, lo buttava giù, lo contrastava. Vedete,
Nonostante Umberto Bossi, anche nella fase più dura dello scontro con lo Stato centrale, abbia sempre predicato la via gandhiana, la via pacifica, e ringraziamo di cuore il presidente Mattarella per averlo ricordato così, come un sincero democratico quale era. Noi però non dimentichiamo i soprusi e i tentativi di zittimento che la Lega Nord ha dovuto subire in quella fase storica. Noi non dimentichiamo le retate in via Bellerio e le botte in via Bellerio delle forze di polizia. Non dimentichiamo i militanti della Lega portati alle 6 del mattino in questura perché colpevoli di avere in casa un adesivo o una bandiera. Non dimentichiamo i processi durati 20 anni a militanti della Lega per finire in nulla, ma soprattutto non dimentichiamo la più grande infamità che è stata fatta a un uomo come Umberto Bossi. Infamità che spesso viene ancora ricordata quando si vuole contrastare la Lega. La famosa vicenda dei 49 milioni di euro. Quella di voler far passare un soggetto politico vittima di quella vicenda come responsabile e quella di voler far passare un uomo come Umberto Bossi, il cui più grande vizio era permettersi il sigaro toscano Garibaldi, il più economico della filiera, e che agli hotel dopo i comizi preferiva dormire sul sedile della macchina parcheggiato in un parcheggio pubblico o nella branda che aveva in via Bellerio, farlo passare come un ladro. Ma in una manifestazione qualche esponente della Lega si è macchiato di atti violenti. Purtroppo molto spesso non è stato così nei nostri confronti. Ma vedete, nonostante tutti i tentativi di mettere a tacere quel progetto politico e quell'idea e quel progetto politico restano, perché la questione settentrionale c'era prima di Bossi, c'è stata con Bossi e c'è ancora oggi e ci sarà sempre. E Umberto Bossi non ha soltanto dato voce al popolo del Nord. Umberto Bossi, il popolo del Nord, lo ha creato e Umberto Bossi al popolo del Nord ha indicato la via. Quindi io sono certo che un guerriero come lui oggi non ci vorrebbe tristi e abbattuti. Io penso che un guerriero come lui oggi forse ci ricorderebbe una frase che diceva spesso nei comizi e che veniva riportata nei manifesti che andavamo di notte ad attaccare con la colla fatta in sezione. Quando un popolo come quello padano cammina, piega la storia. Ecco, quello ci ricorda che la Lega Nord e la Lega non sono qui di passaggio, sono qui per cambiare profondamente questo paese. Umberto Bossi ci ha indicato la strada, sta a noi percorrerla ogni giorno seguendo i suoi insegnamenti. Ovunque tu sia, grazie Umberto, grazie capo. Qui Parlamento. L'altra domenica ti rivedrò, l'altra domenica con te sarò, l'altra domenica ti bacerò, poi a ballare ti porterò. L'altra domenica, l'altra domenica, l'altra domenica, l'altra domenica tu
poco non ci vengo più, ma nella poltrona vado sempre più giù. L'altra domenica, l'altra domenica, l'altra domenica, l'altra domenica tu e me. La mamma non vuole, ti dico, ma ci hanno resisto, l'ho voluta. Sbadiglio, mi struscio, mi lascio andare e finalmente ti lascio fare. L'altra domenica, l'altra domenica, l'altra domenica, l'altra domenica tu e me. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia. L'onorevole Fanfani, Ilo, quest'uomo di statura non alta, questo era l'immenso, perdonate, questa è una banale imitazione, credo forse nemmeno ben riuscita, dell'immenso Mario Marenco nei panni di Mister Ramengo, appunto lo strampalato inviato dal Parlamento dell'altra domenica, perché naturalmente questa colonna sonora di questa puntata di Zoom stasera è dedicata ai 50 anni dell'altra domenica, alle 18:42 minuti e 53 secondi. Antonino Danna al microfono con voi. E allora noi riprendiamo la linea. Queste erano le sorelle Bandiera, l'altra domenica, si intitola il pezzo, del 1978. Questa era la sigla di coda dell'edizione 77-78, e in particolare noi ricordiamo che fu l'esordio tra l'altro di un trio antravestì in televisione che non si era mai visto, almeno fino ad allora, nella Rai di quel tempo, tra le varie innovazioni di Renzo Arbore all'altra domenica. Ma adesso vi porto in bei posti, bei vini, grazie alla nostra Maddalena Baldini, che questa settimana per noi ha permesso questa chiacchierata con Pierluigi Bolla, presidente delle Cantine Valdo, in quel di Valdobbiadene, che festeggiano i loro primi 100 anni. State a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure Natalia. Allora, il mio ospite di questa sera è il presidente delle Cantine Valdo, Pierluigi Bolla, che ringrazio del suo tempo e della sua cortesia. Presidente, allora, in questi giorni avete festeggiato i primi 100 anni, gliene auguriamo ovviamente molti di più. Come è andata questa festa? Soprattutto facciamo il punto sulla storia e l'evoluzione del Prosecco, direi. Ma dunque intanto guardi la cerimonia così inaugurale, perché è una dei 3 eventi che andremo a sviluppare nei prossimi mesi per festeggiare questo compleanno del centenario. Ecco. Direi che è andata molto bene, siamo stati molto, molto contenti, abbiamo presentato il prodotto col quale celebreremo questo importante compleanno. Per quanto riguarda il Prosecco in generale, l'attività degli spumanti, diciamo che possiamo essere contenti rispetto a quello che sta succedendo nel mondo. Ci troviamo in una situazione, direi, tempesta perfetta, perché da una parte c'è una diminuzione dei consumi nel settore del vino importante, da quell'altra c'è una sovrapproduzione di uva e di vino in tutto il mondo, e quindi c'è la necessità di cominciare a riflettere proprio sul futuro del sistema vino, non solo in Italia ma un po' anche in tutto il mondo. E ovviamente ci sono tutte le problematiche geopolitiche che conosciamo ed è inutile andare a sottolineare in questo momento, che rendono problematico il programma di sviluppo dei prossimi anni, no? L'impresa deve fare i programmi, qualunque tipo di impresa, settore vinicolo, no? A medio termine, e oggi fare programmi a medio termine, un po' per la situazione in America a seguito dei dazi, un po' per la situazione nel Medio Oriente, un po' per le preoccupazioni che queste situazioni potranno andare a creare nell'economia anche in Europa e quindi nelle tasche dei consumatori. Insomma, un po' di preoccupazione, di attenzione, di prudenza in questo momento c'è e ci deve essere. Ecco. Però insomma noi guardiamo, come abbiamo sempre fatto,
con ottimismo, sperando che questo sia una tempesta temporanea e che dopo il sereno ritorni a dominare la navigazione dello spumante in genere e del prosecco in particolare. Certo. Senta, ma chi è il bevitore tipo, il cliente tipo del prosecco? Cosa chiede dai vostri prodotti? Ma allora il bevitore tipico del prosecco va dal giovane, dal ragazzo giovane di 20-22 anni che prende l'aperitivo, diciamo quindi dalla mixology, per arrivare poi al consumatore, diciamo, più maturo, 60, sopra i 60 anni, che ovviamente è attaccato ancora culturalmente ad un consumo di vino durante il pasto, durante la cena, e negli ultimi anni il prosecco ha allargato la sua penetrazione anche sulle tavole, durante i pranzi, durante le cene, non solo quindi per festeggiare con amici eccetera, al posto del vino bianco, no? Ecco, cioè la bollicina oggi è entrata a pieno titolo nel consumo a tutto pasto, diciamo, e di questo certamente il prosecco è stato il grande ambasciatore. Ecco, certamente il prosecco può essere uno dei prodotti che in questo momento può risentire maggiormente la difficoltà dell'economia, della disponibilità delle tasche dei consumatori, che in questo momento sono più attenti a spendere i soldi proprio per le preoccupazioni di natura, diciamo, geopolitica di cui facevamo riferimento prima, no? Ecco. Contemporaneamente noi stiamo vedendo però che si sta creando un consumo alternativo no alcol. E questo è una cosa importante, perché probabilmente andrà a impattare, se verrà confermato poi questo trend nei prossimi anni, andrà a impattare, credo, nel consumo delle bollicine in generale, quindi anche del prosecco. Certamente il prosecco, con 650 milioni di bottiglie, che è la prima produzione a denominazione di origine controllata del mondo, rispetto ai 350 dello champagne, insomma, togliere questo prodotto dalle tavole dei consumatori in giro per il mondo sarà un po' difficile. Ecco, quindi siamo comunque positivi e ottimisti per il futuro. Presidente, senta, la vostra cantina ha una storia molto lunga, è sempre stata legata alla famiglia Bolla, ma in particolare voi avete fatto una precisa scelta di impegno nei confronti del territorio e soprattutto di tutela del territorio e del prodotto. In che modo? Diciamo che nel nostro settore noi al territorio dobbiamo dare molto, perché se noi non avessimo avuto il territorio, le colline che poi sono diventate l'UNESCO, l'ambiente favorevole, il clima favorevole, le caratteristiche organolettiche dei vigneti che sono stati piantati ancora nel secolo scorso. Insomma, il territorio ci ha donato molto, no? Dopo, chiaramente, noi siamo stati bravi, dico noi, ma come Valdo, anche altre aziende, siamo stati bravi a raccogliere questo grande dono che ci ha dato il territorio, trasformarlo poi in un prodotto che è stato apprezzato dal consumatore in Italia e nel mondo, e che è diventato poi, credo per merito soprattutto di Valdo, quando a Valdobbiadene ha cominciato già a lavorare sul prosecco negli anni 50, è diventato un brand internazionale, il prosecco di OCG di Valdobbiadene di Conegliano. Ecco, per cui noi dobbiamo essere grati al territorio, lo dobbiamo rispettare, ma anche la comunità che ci ha legato questo territorio. Quindi noi siamo molto attenti in campagna a mantenere inalterate quelle condizioni che ci consentono non solo il rispetto dell'ambiente, ma anche di ottenere dei prodotti dell'uva organoletticamente sana e adatta per sviluppare i prodotti di qualità che riteniamo di portare al consumatore, ma nello stesso tempo, attraverso tutta una serie di progetti di sostenibilità, di aiuto alla comunità, di
ricerca di migliorare le condizioni di lavoro anche del personale all'interno dell'azienda, stiamo cercando di contribuire al meglio nei confronti di quel territorio che ci ha dato molto fino a questo momento. Senta, voi avete una cantina storica e poi la cantina moderna con i pannelli fotovoltaici, tutti gli impianti tecnologicamente avanzati. Che cosa si è perso e che cosa si è mantenuto delle caratteristiche Valdo tra vecchio e nuovo? Beh, diciamo che noi abbiamo mantenuto la cultura tradizionale nostra e della famiglia. Abbiamo ovviamente, anche se poi negli anni è stata migliorata sia dal punto di vista strutturale ma anche dal punto di vista tecnologico, la struttura dalla quale poi la storia della Valdo è partita, perché insomma la cantina dove noi imbottigliamo oggi e spumantizziamo è la cantina dove nasce Valdo nel 1926, in quel capannone sostanzialmente. Certamente la tecnologia è andata avanti e quando abbiamo deciso di costruire una nuova cantina per aumentare la quantità di uva che noi pigiamo in ogni vendemmia, l'anno scorso abbiamo pigiato circa 50.000 quintali di prosecco a Valdobbiadene, chiaramente, come dicevamo noi prima, abbiamo cercato di sviluppare questa cantina con delle tecnologie moderne, ma anche nel rispetto dell'ambiente, e quindi l'impianto fotovoltaico che ci consente di coprire circa il 70-75% del fabbisogno energetico della cantina è stato, come posso dire, un fatto doveroso, un must, ecco, non ci abbiamo pensato 2 minuti. Quindi nella storia dell'azienda, nella cultura d'azienda, noi abbiamo sempre cercato di coniugare il rispetto della cultura storica, della tradizione, ma anche con grande spirito di innovazione, come poi ogni imprenditore e ogni impresa deve fare. Quindi cercare di migliorarsi, portare sul mercato prodotti nuovi, innovativi, in una sfida continua tra il vecchio e il futuro. Presidente, Tenute Valdo e quindi anche i vini friulani, questa nuova linea che avete, non ci sono dunque solo vini mossi, ma anche vini fermi, mi pare di capire. Sì, noi abbiamo l'anno scorso definito l'acquisto di questa azienda in Friuli, la Tenuta Magredi, sono 65 ettari di vigneti di grande patrimonio vitivinicolo, vigneti poi internazionale, perché sono i vigneti di Chardonnay, di Pinot Nero, di Sauvignon, oltre che di Prosecco e di Pinot Grigio. E in qualche maniera siamo tornati un po' all'origine della nostra famiglia, perché noi di fatto nasciamo come produttori di vino Soave e poi in Valpolicella per trasferirci poi a Valdobbiadene e fare i spumanti. Ecco, è una diversificazione territoriale in Friuli che ci consente di potenziare comunque lo sviluppo del Prosecco, perché il Friuli è una regione dove si produce Prosecco in misura importante, in quantità importante, ma anche con delle caratteristiche organolettiche diverse, buone, diverse dalla zona ovviamente di Valdobbiadene. Ma poi ci consente anche di ritornare, come dicevo io prima, al nostro, diciamo, mondo originario dei vini attraverso lo sviluppo in futuro di questa azienda, cercando di portare delle novità al consumatore come vini fermi, come vini tranquilli. Ecco, è una nuova sfida anche questa che andrà a motivare anche le nuove generazioni, la nuova generazione della nostra famiglia. Presidente, oltre a questo però vedo che vi siete dati anche all'accoglienza con Casa Valdo Country Home. Che cosa vorrebbe dire? Che cos'è in particolare? Noi nel 2016 abbiamo acquistato 1,5 ettari di un terreno molto particolare, di un vigneto molto particolare nel comune di Valdobbiadene, vicino alla nostra sede storica, dove lì abbiamo ricreato, noi lo chiamiamo
noi lo chiamiamo la biblioteca del Prosecco, abbiamo ricreato la disponibilità di tutti i cloni storici del Prosecco che oggi non vengono più utilizzati, in quanto si utilizza un clone di Glera, ma insomma una volta si utilizzava la Bianchetta, la Pereira, il Verdiso. Ecco, noi abbiamo recuperato questi cloni, abbiamo reimpiantato questi cloni all'interno del vigneto, creando questa biblioteca storica, archivio storico del Prosecco, e in questo vigneto, che si chiama Pradase, abbiamo sviluppato un prodotto innovativo assolutamente, un Prosecco metodo classico di 24 mesi sui lieviti. Quindi anche qui è una sfida rispetto al passato, ma comunque in linea con quello che è la tradizione. All'interno di questa proprietà c'era una casa, diciamo una casa dei vecchi contadini, dei vecchi proprietari, che noi abbiamo ristrutturato, che oggi utilizziamo sia come foresteria, ma la utilizziamo anche per visitatori che hanno, diciamo, la voglia di fare un weekend all'interno delle vigne, in un vigneto, in una maniera diversa, nelle colline del Prosecco, con una degustazione di Prosecco, e quindi è un mix tra l'utilizzo di questa casa, l'abbiamo chiamata Casa Valdo Country House, sia per, diciamo, amici, clienti, quindi proprio come foresteria, ma nello stesso tempo l'abbiamo messa anche nel circuito, diciamo, delle prenotazioni, dell'enoturismo. È un business nuovo rispetto al quale ci stiamo affacciando, perché è complementare certamente alla vendita di vino, ecco. Però deve essere affrontato in una maniera diversa, perché presuppone competenze, conoscenze che certamente non sono quelle enologiche di una cantina, e quindi stiamo un po' imparando e stiamo cercando di vedere come posizionare e come utilizzare nel meglio, con le sinergie dovute, questa nuova struttura, questa nuova attività. Mi incuriosisce molto quest'idea della biblioteca del Prosecco. Che cos'è? Allora, come io dicevo, una volta il Prosecco si faceva negli anni 70, negli anni 80, si faceva con una serie di vitigni, di cloni, ripeto i nomi: la Bianchetta, la Pereira, il Verdiso, alcuni cloni anche diversi di Glera. Oggi questi cloni, questi vitigni, non vengono più utilizzati. Noi li abbiamo recuperati, quindi abbiamo espiantato il 30% del clone di Glera che c'era prima nel nostro vigneto, e abbiamo creato questa biblioteca, cioè questa serie di filari, dove abbiamo ricoltivato questi vecchi cloni, come dicevo, la Bianchetta, la Pereira, il Verdiso, eccetera. Ecco, ogni anno noi vediamo di questi filari, di questi cloni, quelli che si maturano meglio, li scegliamo e andiamo ad utilizzarli nel blend, quello più, diciamo, totale del vigneto, per fare questa cuvée Pradase, di cui facciamo circa 3.000 bottiglie, 3.500 bottiglie. Ecco, però è stata così l'idea di dire: teniamo per il futuro, diciamo, questo archivio ai posteri, per lasciare questa, diciamo, testimonianza di come una volta veniva coltivata la terra a Valdobbiadene. Presidente, all'inizio della nostra conversazione lei diceva: dobbiamo aspettare che passi questa situazione internazionale che certamente non invita all'allegria, però ecco, in un momento del genere stappare una bottiglia di Prosecco, che cosa vuol dire? Beh, allora, innanzitutto lo spumante, in particolare il Prosecco, è un prodotto molto versatile, è un prodotto col quale in qualche maniera si festeggia, e durante la giornata lei pensi quante occasioni ci sono per festeggiare, no? Insomma, c'è l'aperitivo con gli amici, c'è il compleanno in famiglia, c'è
la cena, il pranzo di lavoro con i colleghi in cui magari si celebra un successo o una promozione di uno dei colleghi, la cena ci può essere una festa, ci può essere la celebrazione anche lì di eventi particolari che ovviamente anche in momenti di difficoltà e di preoccupazione come questi non mancano. No? Ecco, ieri era la festa del papà, per cui credo che tutti i papà in qualche maniera abbiano festeggiato a casa, in famiglia, con i figli, e sicuramente qualche bottiglia di prosecco di tappo sarà esploso, penso, no? Per dire papà, auguri. Ecco, quindi diciamo è il prodotto di festa, è il prodotto di gioia, è il prodotto di allegria, e forse magari in questi momenti un pochettino più di gioia e di allegria ci aiuta a passare meglio la serata o la giornata. Per finire, senta, qual è il programma per i prossimi 100 anni? Con i migliori auguri, ovviamente. Il programma per i prossimi, diciamo che il programma per i prossimi 10 anni, chiamiamolo così, il programma per i prossimi 10 anni significa oggi potenziare la nostra attività che abbiamo, sviluppare la nostra attività che abbiamo acquisito in Friuli, quindi sviluppare l'azienda agricola Magredi, e come io ho già avuto modo di dire, gli obiettivi dei prossimi anni sono una sempre maggiore internazionalizzazione dell'azienda e una diversificazione territoriale, sperando che questa possa avvenire non solo in Italia ma anche all'estero. Cosa intendo io per diversificazione territoriale? Intendo dire che Valdo, come diciamo oggi opera attraverso una propria azienda in Friuli, ci sono altri territori in Italia, ma non solo in Italia, anche all'estero, che potrebbero essere oggetto un domani di allargamento di attività produttive da parte dell'azienda Valdo a inserire all'interno del proprio portafoglio produttivo e commerciale. Quindi più internazionalizzazione e diversificazione territoriale. E allora, buon lavoro e tanti auguri. Grazie, saluti a tutti e buon lavoro anche a voi. Grazie. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Atención, espectador, no atacamos esta canción. Siamo cantando, cantando, sì, cose importanti, cammino. E tu chi sei? Non mi conosci, sono Gabriele. Questi giochi? No, sono venuto per annunciare. Annunciation, noi siamo go to the Chiamo Gabriele, chi sta che arrivando, sta rubando, dai la mannata, che ruba televisione, Gabriele ha fatto annunciazione. Annuncio l'annunciatore? No, ad annunciare che lassù qualcuno ti ama. Annunciation, noi siamo go to the Annunciation, noi siamo go to the Annunciation. Tu non mi conosci, sono Gabriele. Gabriele? Sono venuto ad annunciare. Ah, un annunciatore? No, ad annunciare che lassù qualcuno ti ama.
Annunciation. Annunciation. Do you sing go 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 to no film go 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 film? A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, questo era Annunciation, un pezzettino del film Il Papocchio del 1980 che venne interpretato da tutta la troupe dell'Altra Domenica. È uno dei due film che ha fatto Renzo Arbore, l'altro è FFSS. Che cosa mi hai portato a fare sopra Posillipo se non mi vuoi più bene? Il Papocchio nel 1980 era un modo, tra l'altro garbato, insomma, di raccontare la chiesa di Giovanni Paolo II, così amato dalla gente, così popolare, e l'idea era di raccontare che Giovanni Paolo II voleva aprire una televisione vaticana e si affidava a Renzo Arbore perché aveva presa sui giovani. Attraverso una serie di strampalate avventure si arrivava a questa prima diretta di Televaticano, e però a quel punto c'era una citazione da prova d'orchestra di Fellini perché lo studio veniva distrutto, si affacciava l'Occhio di Dio interpretato da Luciano De Crescenzo che saliva su una Fiat Panda targata Paradiso 1 e se ne andava. E questo film, che ripeto era una cosa molto garbata, venne ritirato per vilipendio alla religione dopo che aveva fatto degli incassi assurdi nel giro di 3 settimane, e poi nel 1998 è stato dissequestrato, liberato, e pare che l'abbia visto lo stesso Papa Wojtyła, a cui era dedicato il lungometraggio. Tra l'altro nei panni di Wojtyła c'è Manfred Freiberger, quest'attore che è morto tra l'altro poco tempo dopo, purtroppo per un tumore, che è spiccicato il Papa polacco. Le 19, 8 minuti e 35 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1162 di Zoom. E adesso però arriva implacabile come sempre Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi, con Diritto e Rovescio. Vai pure Natalia. Cura da cavallo per la casa automobilistica Volkswagen in Germania per cercare di farla uscire dalla pesantissima crisi dalla quale è stata investita. La ricetta della società McKinsey, incaricata dalla proprietà di studiare il piano di risanamento, prevede di chiudere 8 stabilimenti Volkswagen su 10. Si salverebbero solo la sede storica di Wolfsburg e quella dell'Audi. Si prevede di chiudere anche lo stabilimento della Porsche a Stoccarda, che l'anno scorso ha visto precipitare gli utili del 98%. Questa drammatica crisi è il risultato dell'assurda politica industriale di Angela Merkel, che ha fin dall'inizio condiviso le più estreme tesi ambientalistiche contro l'auto ed ha spostato sulla Cina il baricentro dell'industria automobilistica tedesca. Operando in questo modo, Merkel ha creato un disastro che colpisce indirettamente, ma anche pesantemente, pure l'Italia, che è il più importante paese esportatore dei più complessi componenti meccanici delle auto tedesche. Come sempre, implacabile ma chiaro il nostro Pierluigi Magnaschi, le 19, 10 minuti e 31 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. 0292947222, il telefono è aperto, 340-670-9659 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o il WhatsApp. Intanto io vi dico che per quanto riguarda la guerra, Iran International, il Dipartimento di Stato ha emesso una taglia di $10 milioni contro il gruppo di hacker iraniani che sarebbero gli Afzar, Rayan Borne e Yandala e i gruppi affiliati ad essi. In un post su X il Dipartimento di Stato chiede agli individui a conoscenza di questi signori o delle reti affiliate di farsi avanti e dare i dati come nomi, identità online e luoghi.
Il post è arrivato dopo che l'FBI ha confermato che il gruppo di hacker Andala era riuscito a sfondare la mail personale del direttore dell'FBI, Kash Patel, e aveva pubblicato delle foto e dei documenti online. Israele intanto, oltre ad aver colpito sia 2 acciaierie iraniane, ha anche colpito il luogo di la miniera di uranio nell'Iran centrale, a Yazd per la precisione, e in particolare è stato colpito anche Ardakan, dove si produce l'acqua pesante, il deuterio, che serve a far funzionare i reattori, ma serve anche a produrre armi atomiche. Lisetta al telefono, pronto? Buonasera signor Tonino. Buonasera a lei, come sta? Allora, c'ho qualcosa sempre di dire sul referendum, perché Prego. non mi va ancora giù. E siamo assai, cara signor Tonino, si può fare una lettura diversa dell'esito del referendum, secondo me, sulla giustizia. Una lettura che prescinda dal risultato. Da una parte, signor Tonino, abbiamo lo schieramento dei vincitori che, sempre secondo me, giustamente esultano, salvo poi 10 minuti dopo appellarsi a fantomatiche primarie, dove ognuno vorrà occupare il centro della scena. Dico io, un brutto presagio per il campo largo. Dall'altro lato della barricata, la maggioranza messa alle corde da una clamorosa debacle non trova di meglio che licenziare Del Mastro, Bartolozzi e Santanchè, certificando, dico io sempre, che in caso di vittoria sarebbero stati beatificati. E poi l'indecente spettacolo, ripeto, l'indecente spettacolo dei magistrati di Napoli che brindano al canto di Bella Ciao. Tutto ciò, signor Tonini, riassume l'idea che da tempo ho del ridicolo infantilismo della politica italiana. Unica eccezione in questa triste commedia, dico io sempre, la figura di Carlo Nordio, che non ho mai sentito sbraitare, ma sempre dialogare con toni pacati, intestandosi la responsabilità, secondo me, politica della sconfitta. Un gigante in mezzo ai nani. Tutto qua, io la saluto e buona serata, signor Tonino. Cara Lisetta, credo che sul ministro Nordio lei non abbia detto neanche una parola fuori posto, per cui sono pienamente d'accordo con lei. Per quanto riguarda i magistrati che festeggiavano cantando Bella Ciao, ma io veramente quando entro in un'aula di tribunale vorrei essere rassicurato del fatto che non so per chi vota il giudice che mi dovrà giudicare e non dovrebbe saperlo nemmeno il Presidente della Repubblica, perché in Inghilterra, mi permetto di parafrasare quello che si dice in Inghilterra dei giudici, che non si sa. In Inghilterra non si sa per chi vota la regina, in questo caso per chi vota il re, e non si sa per chi votano i giudici. Ecco, in Italia purtroppo sappiamo per chi vota il Presidente della Repubblica, o quantomeno lo possiamo ipotizzare, e sappiamo o possiamo quantomeno ipotizzare per chi votano certi giudici anche dal canto delle loro canzoni, dai cori contro la Premier, dagli sfottò contro i colleghi che erano a favore per il sì e che si sono bruciati la carriera. Potete stare tranquilli che si sono bruciati la carriera, ma onore al merito e al loro coraggio. Detto ciò, una giustizia più efficiente e giusta è quello che fa andare avanti un paese, soprattutto sotto il profilo economico. Con questo io chiudo la parentesi, nient'altro da dirvi se non che domani alle 8 ci sarà come sempre il grandissimo Pier Vittorio Scimia, nonché padre di Liliana, lo sapete, un ragazzo padre, e in particolare il grandissimo Pier Vittorio condurrà da par suo, insieme con Matteo De Sio, la rassegna stampa, a seguire liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, e poi ci saremo io, Alex Cereda e Marcello Carucci per il garage dell'Alfista. Direi che ci state proprio larghi e belli, comodi. Sarà un'altra puntata dedicata al mondo dei viaggi. Marcello Carucci è un alfista, ma è anche un motociclista, divora la strada in posti veramente assurdi. Che dire di più, che con questo noi siamo giunti alla fine e terminiamo per questa settimana con la professoressa Anna Bono, africanista di vaglia. In particolare la professoressa Bono ha parlato con me
di alcune cose. Intanto la figura del cardinale vietnamita Van Thuan, un vero eroe della fede che dovrebbe essere ricordato molto di più in tempi di tentativi di appeasement con un regime quale quello cinese che continua a perseguitare la Chiesa clandestina rimasta fedele a Roma. Abbiamo anche la persecuzione dei cristiani in Pakistan e poi parliamo di un'incredibile decisione dell'ONU di questa settimana di condannare la schiavitù occidentale, ma non la schiavitù degli altri, e segnatamente quella araba. E con questo noi concludiamo adesso il faccia a faccia con la professoressa Bono e poi chiuderemo con Le sorelle Bandiera, fatti più in là, del 1979, sigla finale dell'ultima stagione dell'altra domenica. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. La mia gradita ospite di questa sera è la professoressa Anna Bono, voi la conoscete tutti, africanista di valore, contributor per la Nuova Bussola Quotidiana. Professoressa, allora questo è un periodo un po' di riflessione, intanto perché si è parlato in questi giorni della figura del cardinale vietnamita Nguyen Van Thuan, che secondo me è veramente un grande santo, ho letto anche la sua biografia, ed è un personaggio commovente nella sua fede granitica, ma poi c'è anche altro, e voglio dire, c'è anche per esempio il primo ministro pakistano, o meglio il ministro cristiano pakistano Shahbaz Bhatti, che è stato ucciso nel 2011 perché aveva difeso Asia Bibi, e poi in questi giorni si è parlato di condanne alla schiavitù, però guarda caso solo della schiavitù causata dagli occidentali. Insomma, direi che il panorama è bello pieno per offrire spunti ai nostri ascoltatori. Sono d'accordo. Ecco, cosa partiamo? Partiamo intanto dal cardinale Van Thuan. Io mi ricordo di essermi commosso da ragazzino per averlo ascoltato quando raccontava il suo periodo di detenzione, in cui lui faceva la comunione con una goccia di vino sul palmo della mano e una briciola di pane che aveva consacrato. Ecco, una figura straordinaria veramente per l'attaccamento alla fede. Morto nel 1989, se non sbaglio, tra l'altro. No, è morto nel 2002. Ah, vero, 2002. L'89, se non sbaglio, l'hanno liberato ed è venuto in Italia. È stato in prigione dal 75 all'88 per 13 anni, 9 dei quali in isolamento in vari campi di rieducazione vietnamiti. Era stato arrestato senza motivo senza dare motivazione, senza processo, nel 75, quando il regime comunista ha deciso che per il fatto di essere stato nominato vescovo, cosa che era successa nell'aprile del 75, questo ne faceva un soggetto pericoloso. La stessa nomina vescovo era in realtà parte di un complotto imperialista e non so che altre motivazioni. Sì. L'episodio che lei racconta, il particolare, è veramente un particolare commovente. Da quello che ho letto, questo vino gli era arrivato in una bottiglietta, pensate, in una bottiglietta su cui c'era un'etichetta con su scritto medicina contro il mal di stomaco, questo per far passare questo po' di vino necessario per poi celebrare la messa e l'Eucaristia. È un personaggio che nonostante tutti questi anni di carcere e di isolamento ha avuto un seguito e di fedeli, tanto che le sue riflessioni, che sono state raccolte adesso, quest'anno è il 50° anniversario in cui è stato pubblicato Cammino della Speranza, che è il volume che contiene le 1001 riflessioni che lui ha fatto durante gli anni della prigionia, sono arrivati in Australia, scritti a mano dai boat people che scappavano dal regime comunista, e così si sono salvati e si è poi arrivati alla stesura. E questo è uno un vero eroe, veramente un vero eroe.
Davvero, lui e i fedeli che tuttora in Vietnam la situazione è decisamente migliorata, ma tuttora devono affrontare non pochi problemi perché il regime comunista, che continua a governare, a reggere il paese, controlla le attività della Chiesa, delle chiese e poi ci sono vari modi, in Vietnam come in altri paesi, peraltro a minoranza cristiana, per disturbare, mettere a disagio e mettere in difficoltà i cristiani, per esempio requisendo delle terre, sostenendo che non appartengono alla parrocchia e quindi che la chiesa o il seminario o l'altra struttura devono essere abbattute e così incomincia una lunga, costosa anche causa e battaglia per non perdere un pezzo di terra, per non perdere un edificio. Eppure proprio in paesi come il Vietnam la fede radicata addirittura cresce. Difatti io, che seguo ormai da parecchi anni la situazione dei cristiani perseguitati, quello che continuamente con gioia rilevo è il numero di nuovi battezzati anche nelle situazioni più difficili, a centinaia, a volte addirittura migliaia. È vero. Professoressa, a proposito di perseguitati per la loro fede, Shahbaz Bhatti? Shahbaz Bhatti era ministro delle minoranze in Pakistan, cristiano. Nel 2011, il 2 marzo del 2011, è stato ucciso, un attentato, ed è stato ucciso perché aveva suscitato la rabbia degli integralisti islamici per due motivi. Uno, è stato uno degli esponenti del governo pakistano che ha, con successo per fortuna, difeso a oltranza Asia Bibi. Asia Bibi, voglio ricordarlo, è una cristiana, una mamma cristiana che per una banale lite con delle compagne di lavoro era stata accusata di blasfemia, aveva detto delle cose offensive nei confronti del profeta Maometto. Arrestata, è stata condannata a morte, è rimasta in carcere per 10 anni, durante i quali, con una pressione anche internazionale, a un certo punto si è cercato di difenderla con avvocati, anche avvocati importanti che si sono prestati, e finalmente nel 2019, passati 10 anni, è stata assolta ed è stata assolta e quindi liberata dalla prigione, ma voglio ricordarlo, per mesi prima che ottenesse di lasciare il paese ha vissuto nascosta, in un luogo nascosto e protetto, perché il timore era che quegli stessi estremisti islamici responsabili dell'omicidio del ministro di cui stiamo parlando si sapeva per certo che avrebbero tentato di ucciderla se la trovavano. Non contenti della sentenza di assoluzione, avrebbero tentato di ucciderla, e poi con difficoltà si è riusciti a farla uscire dal paese ed è rifugiata, credo tuttora, in Canada. Tornando al ministro delle minoranze, è stato ucciso per questo e perché si opponeva, e lo faceva pubblicamente, lo faceva con determinazione, si opponeva alla severità della legge contro la blasfemia, che appunto in Pakistan prevede addirittura il carcere a vita e la pena di morte. La richiesta sua, e non soltanto sua, era, se non prima di tutto, di attenuare le pene e poi anche di fare in modo che venisse applicata con più criterio, con più giudizio, perché sia nei confronti dei cristiani ma anche dei musulmani,
il Pakistan è un paese a maggioranza musulmana, spesso si approfitta di questa legge per danneggiare per esempio un avversario politico o una persona, un concorrente in questioni private di lavoro. Basta in Pakistan dire di una persona ha spiegazzato una pagina del Corano, ha insultato il profeta Maometto, e se questo viene alle orecchie di gruppi di integralisti islamici, del tutto ingiustamente, perché è un'accusa inventata, però la persona accusata viene arrestata e prima di riuscire a dimostrare di non essere colpevole possono passare degli anni. Shabazz Bhatti non è stato nel 2011 l'unica vittima. Qualche mese prima era stato assassinato per la stessa ragione, sia perché difendeva Asia Bibi, sia perché chiedeva che la legge contro la blasfemia venisse emendata, anche un governatore, il governatore del Punjab, si chiamava Salman Taseer, anche lui per gli stessi motivi è stato vittima di un attentato. In Pakistan c'è una situazione complessa da questo punto di vista, perché devo dire che io seguo da tanti anni, il governo si impegna in difesa dei cristiani, in particolare dei cristiani, più ancora che nei confronti di altre minoranze. Si impegna dimostrando in molti modi apprezzamento nei confronti dei cristiani, apprezzamento per quello che fanno dal punto di vista sociale per esempio nel campo dell'istruzione, nel campo sanitario, ma ma l'influenza dell'integralismo islamico è forte e si manifesta in episodi di intolleranza, e soprattutto si manifesta nella capacità di istigare la popolazione, che magari dei vicini di casa di una persona che fino a quel momento avevano accettato la presenza di una famiglia cristiana senza problemi, riescono a influenzare, a istigare e a eccitare la collera anche di poche persone, ma spesso invece di decine, di centinaia, di migliaia, con conseguenze tremende, perché le persone presto di mira. Essere arrestate può non essere il destino peggiore, perché gli episodi recentemente ce ne sono stati di meno, ma continuano a esserci. Gli episodi gravi sono i pogrom, i mob contro una persona che viene linciata, bruciata viva, si vede distruggere casa e attività, e questo poi comporta la fuga di decine, centinaia, a volte migliaia di famiglie che per sottrarsi a esplosioni di violenza collettiva lasciano tutto e cercano rifugio altrove. E il governo, o meglio, le autorità poi locali spesso non sono così pronte, così solerti, così decise nel difendere la minoranza cristiana, e chi ne patisce le conseguenze appunto sono i cristiani, le famiglie cristiane che subiscono anche inaspettatamente la collera che si può scatenare dalla sera alla mattina. Professoressa, senta, intanto vorrei capire, è possibile trovare una soluzione a questo problema? La seconda cosa, mi sembra però che in tutto ciò c'è un'organizzazione, l'ONU, che dovrebbe occuparsi probabilmente anche di queste cose, ma che invece è molto prona a condannare ciò che di sbagliato fa sempre l'Occidente. Vedasi la recente dichiarazione sulla schiavitù. Che è successo? È successo che
2 giorni fa, il 25 marzo, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Ghana, era già previsto che succedesse, ha presentato una risoluzione per chiedere l'approvazione. E questa risoluzione, il contenuto di questa risoluzione è che si riconosce che la tratta transatlantica degli schiavi è il più grave crimine contro l'umanità. E quindi questo gravissimo, questo più grave crimine contro l'umanità esige un risarcimento da parte di chi l'ha provocato. In sostanza si chiede, questa risoluzione chiede che i colpevoli, che ovviamente sono gli europei, gli americani, protagonisti della tratta transatlantica degli schiavi, ammettano di averlo fatto, il che peraltro va da sé, nel senso che è un fatto che è successo, ma non solo, ammettano quindi di essere responsabili e unici responsabili, questo lo sottolineo, presentino delle scuse ufficiali, formali e soprattutto si impegnino quindi a risarcimenti finanziari, essenzialmente finanziari, monetari, da consegnarsi, da recapitare ovviamente non alle vittime, ma ai discendenti delle vittime. Questo poi è uno degli aspetti controversi di questa richiesta, che è già stata fatta negli anni scorsi, perché individuare chi deve essere risarcito, persone o paesi, non è neanche semplice. Sta di fatto che questa risoluzione è stata approvata con 123 voti a favore, 52 astenuti e 3 contrari. E quindi è passata con una maggioranza schiacciante. Le risoluzioni dell'Assemblea Generale non sono vincolanti, non è come il Consiglio di sicurezza, come quelle del Consiglio di sicurezza, però c'è questa approvazione ripeto, schiacciante, a maggioranza schiacciante, ha un valore politico, perché è un peso politico. Professoressa, senta, ma perché quest'odio contro l'Occidente? Voglio dire, alla fin fine sì, d'accordo, l'Occidente ha fatto tanti errori, eccetera, eccetera, ma mi pare che uno non si possa giudicare l'ora per allora. Secondo, magari l'Occidente è vero che ha prodotto colonialismo, quello che volete, ma mi pare abbia anche prodotto le migliori e più potenti medicine per guarire tanti disperati nel mondo, o che ha potenziato i fertilizzanti per produrre più cibo, per sfamare tanti disgraziati. Non mi pare che gli altri si siano impegnati sotto questo aspetto. Ma non solo, gli altri non sono esenti da colpe. Stiamo parlando della tratta transatlantica degli schiavi, forse è il caso di dire in due parole in che cosa è consistita. Per 4 secoli, dal XVI al XIX, il commercio più fiorente intrattenuto tra europei e africani è stato proprio quello degli schiavi. Anche altre merci, ma gli schiavi le persone umane sono diventate la merce più richiesta e più redditizia. Nel momento in cui si usa questa espressione commercio degli schiavi, già si dice intanto una cosa importante: non è che gli europei arrivavano in Africa, catturavano degli africani, li mettevano sulle navi e li trasportavano in America meridionale o settentrionale. Li compravano. Da chi li compravano? Da altri africani. Altri africani che a loro volta o li acquistavano o li catturavano con delle spedizioni nell'interno, portandoli e li portavano poi sulle coste dove c'erano i mercanti degli schiavi. Quindi, prima di tutto c'è da dire che la tratta transatlantica degli schiavi c'è stata, ma i responsabili di questo
tremendo, di questa tremenda violazione dei diritti umani sono sia gli europei sia gli africani. La seconda considerazione è che in quei 4 secoli si stima che siano stati portati via circa 12 milioni di oltreoceano, oltre Atlantico. Nello stesso tempo, anzi, iniziata molto molto prima, cioè nel VI secolo d.C., era in corso un'altra tratta, quella arabo-islamica, di cui non si parla mai. Iniziata nel VI secolo, quando inizia la colonizzazione dell'Africa da parte dall'Arabia Saudita, poco dopo la morte di Maometto. Inizia la colonizzazione dell'Africa da parte dei musulmani, degli arabo-musulmani, e inizia anche la tratta arabo-islamica degli schiavi, catturati, venduti, e i numeri sono veramente con una forchetta in più o in meno notevole, ma comunque si ritiene il numero anche maggiore rispetto a quelli portati oltre Atlantico. Si parla di circa 14 milioni di africani che sono stati catturati, venduti come schiavi e portati via. Nel frattempo, un'altra tratta si stava compiendo, di cui credo che la maggior parte delle persone non abbia proprio consapevolezza, ed è quella che si svolgeva nel Mediterraneo, dove soltanto nell'Europa occidentale più di 1.200.000, si calcola, di europei sono stati catturati e venduti come schiavi, molti dei quali italiani, perché il grosso di questa tratta si svolgeva nel Mediterraneo, ma i cacciatori di schiavi europei si sono spinti addirittura fino in Islanda. Si sa che almeno 400 islandesi, parliamo di quell'isola lassù, sì, nell'estremo nord, almeno 400 islandesi siano stati catturati nel corso del tempo e venduti come schiavi, dove li vendevano nei mercati dell'Africa del nord, attuali Algeria, Tunisia e Libia. E quindi, per rispondere in parte alla sua domanda, non solo gli europei, l'Occidente ha fatto tanto e più di altre civiltà, ma altre società, altre civiltà non sono per niente esenti da colpe, salvo il fatto che però nessuno gli chiede conto delle loro colpe. Pensi che le Nazioni Unite, torniamo alle Nazioni Unite, ecco, le Nazioni Unite hanno istituito una giornata mondiale per commemorare appunto le vittime della tratta transatlantica degli schiavi. Cade, se ricordo bene, il 23 di agosto. Una giornata per ricordare invece le vittime della tratta arabo-islamica non esiste, il che è significativo. Non c'è bisogno di commentare, ecco. Direi decisamente. Professoressa, senta, noi ci avviamo alla fine di questa nostra conversazione. Le vorrei chiedere ora quali saranno i suoi prossimi impegni, i suoi prossimi temi di riflessione. Io sto lavorando molto, anche perché sto scrivendo su questo un libro. Sto lavorando molto su quelle che vengono chiamate le democrazie imperfette, anzi sì, le democrazie imperfette africane, cioè tutti i paesi in cui ci sono sì apparenze, simulacri, io li chiamo, di democrazia, cioè c'è un Parlamento, c'è il governo, c'è la magistratura, insomma ci sono tutte le istituzioni democratiche, si va alle elezioni, ma tutto ciò, queste istituzioni funzionano
non come dovrebbero, e se parliamo di elezioni sono talmente tanti i condizionamenti, i brogli, i falsi che per esempio può succedere che un leader africano venga eletto anche col 95% dei voti 5, 6, 7 volte in elezioni che sistematicamente, regolarmente suscitano le proteste di osservatori internazionali, dei candidati che hanno perso, ma che proteste che non bastano a fare un riconteggio dei voti si chiamano democrazie imperfette. Io, come ho detto, le chiamo istituzioni democratiche, simulacri di istituzioni democratiche. In più c'è da dire che, e parlo di 16 stati africani in queste condizioni, ma in realtà sono di più. Come se non bastasse, la maggior parte di questi stati vengono anche definiti stati falliti perché il modo in cui questi leader, questi governi che detengono il potere in modo alla fine illegale, oltretutto lo usano male, lo usano approfittando del potere che hanno per permettere che dilaghi la corruzione, per permettere che i servizi, le infrastrutture non ricevano i finanziamenti e l'attenzione che necessitano, non se ne occupano per tutelare i diritti umani, la sicurezza e l'ordine pubblico, al punto che in molti paesi africani solo una parte del territorio nazionale è sotto il controllo del governo e delle sue istituzioni, e territori invece anche molto, molto estesi sono in mano a gruppi armati, a gruppi di integralisti islamici, a bande di delinquenti comuni, a organizzazioni criminali internazionali che si occupano di traffico di droga, di armi o di altro ancora. Ecco, questo è ciò di cui io mi sto occupando in questo periodo, e lo faccio perché secondo me è fondamentale che si smetta di attribuire ogni problema del continente africano a fattori esterni. Lo fanno gli africani volentieri, i leader africani, per spostare l'attenzione dei loro connazionali su fattori esterni e non sulle loro responsabilità. Lo facciamo per anche noi, le istituzioni occidentali, le organizzazioni non governative e altri, le Nazioni Unite stesse, che del modo in cui vengono amministrati e governati i paesi africani parlano poco o niente, e indulgono invece ad attribuire la causa della povertà, del mancato sviluppo, dei diritti umani violati a fattori esterni, che cambiano poi nel tempo, ma sono sempre fattori esterni. Uno dei più amati in questo periodo, dei più usati, è il cambiamento climatico. I paesi africani avrebbero potuto mettere a frutto le loro risorse, che tra l'altro sono naturali, che tra l'altro sono immense, se non fosse che, e di nuovo la colpa dell'Occidente, se non fosse che il cambiamento climatico di origine antropica ha creato delle condizioni climatiche avverse che vanificano l'impegno per lo sviluppo delle popolazioni africane. Questo è un esempio. Molto bene, professoressa, allora grazie, al piacere di risentirci presto. Volentieri, buon lavoro e a presto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?